Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con questo nuovo appuntamento di Veneto Agricoltura Channel, questo nostro tour attraverso il Veneto e attraverso le DOP e le IGP del Veneto, questi prodotti di qualità, di grandissima qualità della nostra agricoltura, riconosciuti dall'Unione Europea con il marchio appunto di qualità DOP e IGP. Questa volta scendiamo e ritorniamo perché ci siamo già tornati con l'aglio, con radicchio eccetera, ritorniamo sul delta del Po e proprio per conoscere il riso Delta Po IGP. E siamo in collegamento con il presidente del Consorzio Tutela, Adriano Zanella, che ringraziamo. Presidente, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno, io le chiedo subito cos'ha di così particolare il riso Delta del Po IGP rispetto agli altri risi italiani? Che lo contraddistingue sono le caratteristiche del territorio. Noi ci troviamo nella nostra zona di produzione, si trova mediamente 3 metri sotto il livello del mare. I terreni sono di origine alluvionale, molto fertili, e abbiamo dei microclimi che si sviluppano all'interno di questo territorio che sono favorevoli alla coltivazione del riso e lo mantengono sano. Infatti l'influenza del vento, le brezze del mare e di terra che si susseguono durante la giornata e durante tutto il periodo di coltivazione del riso concorrono a mantenerlo sano. Bene, Presidente, adesso noi ci vediamo una scheda tecnica che inquadra il prodotto e anche il territorio e ci rivediamo tra un minuto. Il riso Delta del Po IGP è un prodotto ottenuto dal cereale appartenente alla specie Oryza sativa, sottospecie giapponica nelle varietà Carnaroli, Volano, Baldo e Arborio. La zona di produzione è a scavalco di 2 regioni, Veneto ed Emilia-Romagna, e interessa ben 17 comuni delle province di Rovigo e Ferrara. La presenza del riso nel territorio del Delta del Po è documentata fin dal 1400, epoca in cui era già rilevante la sua coltivazione, riconducibile in particolare all'opera degli Estensi, che per primi riuscirono a sfruttare terreni acquidrinosi altrimenti inutilizzati. Grazie ad una sistematica opera di bonifica, la coltura del riso in quest'area rappresentò il primo passo verso la valorizzazione di nuovi terreni resi nel tempo fertili anche per altre coltivazioni. Nei secoli successivi la produzione di riso nel delta continuò a crescere così come le superfici adibite a risaie. Il riso delta del Po IGP presenta chicchi grandi, cristallini e compatti, bianchi o integrali. Ha grande capacità di assorbimento, poca perdita di amido e buona resistenza durante la cottura. Tutte le operazioni di coltura e trasformazione garantiscono la qualità, la tradizionalità e la tracciabilità del prodotto. Il riso Delta del Po IGP, per l'aroma e la maggiore resistenza alla cottura, è ottimo nella preparazione di svariate ricette, dalle minestre ai risotti e persino ai dolci. Bene, rientriamo in studio. Presidente, potrebbe dirci ancora qualcosa sulle caratteristiche delle diverse varietà del riso Delta del Po IGP? Beh, guardi, a completezza di quello che abbiamo raccontato prima, le nostre caratteristiche del prodotto è che è un riso particolarmente sapido e saporito, ricco di sali minerali, di omega 3, omega 6, utili all'organismo. È coltivato e lavorato e certificato sul territorio grazie al marchio IGP e poi è influenzato dalle acque di mare e dalle acque di terra. Le varietà sono 4 storiche, che sono il Carnaroli, l'Arborio, il Baldo e il Volano, e 5 varietà nuove introdotte con il nuovo disciplinare che abbiamo aggiunto nel 2006, nel 2020. Sono il Caravaggio, il Cammeo, il Cheope, il Telemaco, il Carnac, che sono succedanee, sono i figli delle varietà storiche, ma che mantengono le stesse peculiarità, le stesse caratteristiche del riso dei loro padri. Senta, Presidente, l'area di produzione del riso Delta del Po IGP è a scavalco di 2 regioni, vero? Veneto e Emilia-Romagna. Ci spiega un pochettino quanti comuni di qua e quanti comuni in Emilia-Romagna? 8 comuni nel Veneto: Taglio di Po, Porto Tolle, Porto Viro, Ariano Polesine, Rosolina, Corbola, Loreo e Papozze. 9 comuni in Emilia Romagna: Iolanda di Savoia, Codigoro, Riva del Po.
Fiscaglia, Ostellato, Comacchio, Goro, Mesola e Lagosanto. Tutto il territorio, che comprende anche il parco del Delta del Po, sono di 167.000 ettari. Quindi siamo, penso, il consorzio più grande d'Italia. Certo, ricordiamo tra l'altro, diceva Parco il Delta del Po, che dal 1999 tra l'altro il Delta del Po è anche riconosciuto dall'UNESCO quale patrimonio dell'umanità, quindi un territorio veramente importante dove nasce un prodotto importante. Quanti sono i produttori e quali sono le dimensioni delle aziende produttrici? Le nostre dimensioni sono ampie, perché per riuscire a fare un riso omogeneo abbiamo necessità anche di avere aziende importanti. Le nostre aziende sono medio-alte come dimensioni. Si pensi che noi siamo in 30 soci e coltiviamo un'area riso di circa, compreso l'IGP e anche le altre tipologie di riso, non l'IGP, circa 12.000 ettari di terreno in 30 soci. Ecco, e senta Presidente, quanto riso si produce mediamente ogni anno? Guardi, le faccio un po' la storia per capire Brevemente, perché stiamo andando anche in chiusura, Presidente. tempo. Nel 2009 avevamo 66 ettari di IGP per 3.000 quintali di produzione. Nel 2020 1.100 ettari di IGP per 61.700 quintali di produzione, e prevediamo per 2021 un aumento di superficie coltivata IGP. Penso che potremmo quest'anno aumentare considerevolmente, anche perché noi siamo soggetti alle rotazioni del terreno. Non possiamo tenere riso più di 8 anni sullo stesso appezzamento, per cui dopo abbiamo bisogno di 2 anni di sosta per rigenerare il terreno, e quindi l'anno scorso si è combinato un po' il problema del Covid, e poi si è aggiunto anche il periodo di rotazione, che quindi abbiamo avuto una modesta diminuzione degli etterati, ma stiamo riprendendo per andare su, perché la richiesta del riso IGP è in continua evoluzione. Si pensi che da 4 anni che sono io il presidente abbiamo avuto un aumento del 700%, insomma, delle richieste. Capito. Senta Presidente, il mercato dov'è che va a finire il riso Delta del Po IGP? Il mercato di sbocco? In Italia, in Europa, ultimamente in America, Stati Uniti, siamo anche nei mercati cinesi e nei mercati giapponesi, dove lì richiedono l'alta qualità, e noi siamo in grado di fornire questa alta qualità che viene proprio dal nostro territorio, che sono ricchi di sali minerali che sono propri del nostro territorio, perché la nostra area è un'area giovane, emersa dalle acque circa 110 anni fa, per cui è già ricca di tutti questi prodotti, di questi sali minerali di cui gode il riso, ed fa del riso un ottimo riso assieme alla zona climatica che siamo, e quindi è molto apprezzato. Presidente, noi la ringraziamo, abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione, abbiamo un po' inquadrato il tema e inquadrato il prodotto, il riso Delta del Po IGP, quindi questo nostro viaggio continua e continuerà la prossima settimana con un altro prodotto. Grazie al Presidente Adriano Zanella del Consorzio di Tutela del riso Delta del Po IGP, un arrivederci e grazie ancora per essere stato qui con noi oggi. Grazie a voi e buona giornata.